E quest'anno appunto il tema è il Giubileo. Io ho scelto l'immagine di Papa Francesco che apre appunto la porta del Giubileo, la Porta Santa. Ci mostri il suo lavoro? Sì, ancora naturalmente non è terminato, infatti si vedranno degli aloni bianchi che c'è la colla, perché giustamente usiamo delle graniglie e così se non mettiamo della colla per fissare poi si rischia di rovinare il lavoro. Perciò in primis coloriamo queste graniglie, ci orientiamo con l'immagine che abbiamo scelto, dopodiché che abbiamo fatto i colori cercando di farle più simili all'immagine che abbiamo scelto, di solito ci riusciamo, ringraziando a Dio, e poi iniziamo con tanta pazienza a fare questi pannelli che sono di varie misure abbastanza grandi, che poi verranno decorati con i fiori e verranno messi alcuni lungo la strada. Il mio, se tutto va bene, vicino alla chiesa, perché io sempre là lo metto, che è la chiesa madre principale appunto del Corpus Domini, e mi piace che ci sia qualcosa lì. E perciò ora avrò ancora un bel po' di lavoro da fare, sperando di finire entro i termini. C'è tanto lavoro dietro. Tantissimo, tantissimo. Noi ci mettiamo pure la sera, giustamente ognuno in base al tempo che ha a disposizione cerca di essere presente il più possibile per riuscire nei tempi prestabiliti di fare l'infiorata, che come ogni anno risulta sempre bella da visitare e da vedere. Giuseppe, tu hai accettato l'invito della Proloco ed è il primo anno che partecipi all'infiorata? Sì, per me è stato un piacere accettare questo invito e mi ha reso onore realizzare questo quadro e sono molto contento che mi è riuscito abbastanza bene e non me l'aspettavo. Parlaci un po' del tuo lavoro, cosa hai realizzato? Allora, ho realizzato un quadro che raffigura la moltiplicazione del pane e dei pesci e infatti appunto il titolo di questo quadro sarà la moltiplicazione del pane e dei pesci. È stato fatto con colori molto accesi, ecco, con l'oro, l'azzurro e il bianco, che rappresenta un momento molto religioso, ecco. Hai già terminato? Sì, per fortuna ho terminato, il lavoro è durato una settimana, mattina, pomeriggio e notte. Adesso l'obiettivo è quello di far ammirare il tuo lavoro nelle giornate dell'infiorata. Sì, esatto, l'obiettivo sarà proprio appunto quello e di abbellirlo ancora di più con il tappeto floreale attorno. Mi chiamo Antonio Catanese e ho 11 anni. Questo quadro rappresenta la mascotte dell'infiorata, del Giubileo. Ma quanto tempo ci avete impiegato? Un pochino di giorni, 3-4 giorni. Io sono Samuele Battaglia e ho 11 anni. Hai partecipato alla realizzazione di questo quadro, quindi anche tu? Sì, questa è la mascotte che si chiama Luce e la mascotte del Giubileo. Ma come è stata realizzata? È stata realizzata con la sabbia colorata e ci abbiamo messo un pochettino, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Matteo Anastasi e ho 10 anni. Mi chiamo Maria Luisa Certo e ho 11 anni. Io ho aiutato per lo più a fare i bordi, anche un po' per le sfumature e ci abbiamo messo un po' di giorni per rappresentare questo bellissimo quadro, però sono molto fiera del nostro lavoro. Parteciperete poi anche alla realizzazione del tappeto floreale? Sì.